No, I'm not a writer. Perché una pausa cicchetta qua non ce la facciamo? Perché c'è anche il cigno. Sì, sì. Bello, bello, vai. Pausiamo cicchettaus qua. Bici e via. Eccoci arrivati. Zona umida Cavanella. Buono, molto buono. Là è il nostro camperino abitazione. Vieni ciccia. Oh, salta. Buona, vai. Eccoci. Ok, John. Direi che la bici la appoggiamo anche qui. Allora, c'è un caldo della Madonna, vediamo come si sta dentro adesso con gli oscuranti nuovi. A parte questi laterali, vabbè, che sono una cazzata. E vediamo. Buono. Aspetta, vado anche dietro. Buono. Ah, avevo lasciato aperto questo. Va bene, dai. Adesso spalanchiamo tutto. Mi vieni a vedere il cavallo. Vieni, guarda, il bau e il cavallo. Vedi? Guarda, qua c'è il bau. Vieni su qua, su qua. No, guarda. Guarda il cavallo là, vedi? Il cavallo. Sì. Guarda il cavallo. Vedi il cavallo? Guarda che bello il cavallo. Guarda il cavallo, vedi? Vedi il cavallo? Ciao cavallo, guarda il cavallo, ciao. Hai visto? Il cavallo. A posto. Stai cercando se c'è ancora il cavallo? Ma non c'è più il cavallo, è andato via. Abbiamo passato prima il cavallo. Hai visto? C'erano 5 cavalli o 4. 5, dai, abbondiamo. Quante cose abbiamo visto oggi, Abbiamo visto la laguna, il mare, il bau, il cavallo. Tante cose abbiamo visto noi. Adesso andiamo a Caorle a trovare gli altri che hanno detto no, siamo a Caorle, non siamo in Bruxelles. Ai. Bene, adesso ci sono 2 macchine in arrivo. Voglio vedere come passiamo. Sono proprio curioso. Allora, io intanto mi metto qua in parte, non troppo che non vado giù per il fosso. No, ma qua alla grande di lusso. Vai capo, ci passi anche con l'autotreno. Prego. Bravo, hai fatto bene a ringraziare. No? Infatti, che muso a merda che t'ha. Perché suona male dire ti insegno una cosa, però ti insegno una cosa: se tu ti abitui a ringraziare la gente che ti lascia passare, che si ferma, eccetera eccetera, la gente si sente più in dovere morale di lasciarti passare, è una cosa automatica, capisci? Se tutti iniziano a fare così, tutto poi funziona per il meglio. Se invece è tutto un tagliarsi la strada, farsi le facce da culo, non far passare la gente per perdere quei 20 cm di coda che stai facendo, è chiaro che dopo tutto si ripercuote sugli altri che a loro volta si ripercuotono su di te. Te capì? Ok, mi hanno cambiato destinazione un'altra volta, adesso dobbiamo trovarci a un'area camper. La mia prima area camper, è blasfemia per me sta roba, porco cane, no col camper nell'area camper. E vabbè, dai, pazienza, basta che non continuino così, se no ora di sera ci troviamo in Slovenia. Si è fermato lui, che gentile. Adesso ti ringrazio io, occhio come ti ringrazio. Allora, primo ti ringrazio non pinciandoti la macchina, primo, grazie capo, dopo con la mano. Vabbè, come funziona? Ho trovato un cartello con scritto passaggio consentito a chi ha il veicolo largo massimo 2,20 m. Pensavo fosse uno scherzo, invece no, è vero. Allora metro e chiariamo una volta per tutte.
220 spiaccicati, però facciamo una doppia roba furba, andiamo a vedere, misuriamo là, e la vedo molto dura, ma sei 220 poi te, ho seri dubbi io, perché non è che se c'è scritto 220 è 220, se c'è scritto 220 vuol dire 2,45, significherebbe che io per passare ho questo spazio qua, 25 cm, una spanna e mezzo, significa che per lato avrei più o meno 12, neanche una spanna, no, eviterei, cambiamo strada. Ok, niente, per 12 cm se l'attaccano, facciamo sta salita estrema, stanno arrivando macchine proprio adesso, buono, via, sinistra, sinistra e raggiriamo l'ostacolo. Io però alla fine non si pranza neanche, è tutto un cambio di programma oggi, porca di quella troia, io quando vado da solo non ho mai ste rogne, Allora adesso mi trovo un posto carino dove fermarmi a mangiare e mangio, anche perché ho ancora il frigo rotto, i pomodorini e la rucola dentro da ieri pomeriggio, porca di quella troia. Guarda il cavallo, no, non sei un po' stupido, potrei anche fermarti, cioè vai in panico che noi che passa, fermate prima, rintron, ma robe da matti, robe da matti, stimoni sono robe da matti, ecco perché vi tolgono la patente dopo i tot anni se non avete i requisiti psicofisici, e quello non ce li aveva, uno che non si ferma dove c'è un ponte, vedete? Come cavolo si entra qua all'Eco Park? È un parcheggio enorme, gratuito, forse si entra di qua, sì. Si entra anche il mio camperone, che cazzo di giro mi fai fare? Vediamo. Ah sì, ecco qua, guarda camper, pare un concessionario, guarda che roba. Tutti i camper fighi, neanche un scarrozzo come il mio, non c'è un posto all'ombra, una cosa, beh noi andiamo di qua, anzi andiamo di qua, c'è un po' di schivanelle, nananina, nananana, guarda che roba, tutti quei camper del lusso, a parte quello è molto scarrozzo, e io mi metto in parte a quello scarrozzo, sì. Ciao, un Ducato come il mio, scarrozzo come il mio, ecco qua, uguale, tutti con la marmita bucata, essere boh, che fanno di serie, panorama di merda, ma ho una fame che prendo l'Emi e mi mangio cinese, buono, così inauguro il mio nuovo, il coso in bambù qua, il tagliere, no? Per tagliare i pomodorini, le piccole cose, ma sai che a me piace. Pomodorini dove siete? Qua, vinello, perfetto, c'è solo le cotolette di soia che sanno, sì no, non è che sanno da puzza, iniziano a sapere un po' da profumo, no? Perché giustamente. Allora fammi pensare, voglio fare qualcosa di relativamente strano, quindi possiamo fare la pasta con pomodorini che ho tagliato, olio, aglio, peperoncino, prezzemolo, come si chiama? L'origano che ci sta con i pomodorini, dove ce l'ho? Ho perso? Eccolo qua. Era qua, aglio e peperoncino ce l'abbiamo qua. Olio, tipo aglio, olio e peperoncino, qua c'è già aglio, olio e peperoncino. Più ci aggiungiamo i pomodorini e la rucola, no? Mi sembra una buona cosa. Perché sì, quindi niente sughi aggiuntivi. Stavo pensando di mettergli sugo alle noci. Proviamolo così, no? Vediamo che succede. Perché allora ragazzo, la prova inverno superata alla grande, cioè senza andare in paesi estremi ovviamente, non è che è sotto in Groenlandia, però siamo arrivati a meno 15 e io qua avevo la stufa a metà o un pochino più di metà, andavo in giro in canottiera, ho dormito di lusso, aprivo anche gli oblò, quindi prova inverno superata. Vediamo l'estate adesso. Sì, sembra che gli oscuranti facciano molto, il tettuccio qua devo capire se è meglio tenerlo aperto o chiuso, tipo ora si sta da Dio, non so quanti gradi ci sono fuori,
Qua il coso del Beps segna 28 gradi, figurati. Non credo ci sia 28 gradi. Sì dai, ci siamo. Il panorama non è quel granché, ma vabbè. Te la taglio.